Corso Vittorio Emanuele a Cagliari, alle spalle di questa giovane imprenditrice cagliaritana abbiamo Universo Vegano. Valentina, buongiorno, da cosa nasce l'idea di aprire questo nuovo locale nel corso? La mia idea era quella di cercare qualcosa che non ci fosse, quindi inserirmi in un ambiente, quello della ristorazione, che comunque sacro, diciamolo, però con qualcosa di diverso. Quindi essendo io già all'epoca dell'apertura con delle idee abbastanza chiare sul mondo vegano, vegetariano, insomma ero già appassionata dell'argomento e io stessa all'epoca ero vegetariana, quindi non ho avuto dubbi quando ho dovuto decidere su cosa puntare. Voi avete aperto 2 anni fa, nel 2014, esatto, a settembre. Sì. A questo punto cosa proponete ai cagliaritani o comunque ai turisti o chi viene nel vostro locale? Allora, il nostro locale diciamo che è per tutti, non è un locale pensato per i vegani, nel senso che pur proponendo dei prodotti vegani sono dei prodotti che vogliono far avvicinare, senza anche troppi sospetti, diciamo, le persone che sono curiose, che vogliono provare qualcosa di diverso e quindi posso dire che la maggior parte dei nostri clienti non sono vegani, è un locale che offre sia panini che piatti dolci, quindi abbiamo una vasta scelta un po' per tutti i gusti, vuole sfatare un po' il mito del vegano che mangia solo verdurine, proponiamo dei piatti anche molto gustosi e quindi sono apprezzati un po' da tutti. L'idea di investire e di aprire qua nel corso Vittorio Emanuele, che sappiamo qua il viale pedonale, ha anche suscitato numerose polemiche ma anche diverse soddisfazioni personali. Allora, all'epoca dell'apertura i lavori non erano ancora stati fatti, quindi eravamo consci del fatto che si sarebbe attraversato un periodo di transizione, però non ci siamo fatti spaventare, abbiamo stretto i denti e per il periodo dei lavori abbiamo noi stessi investito per migliorarci. Pur essendo aperti da soltanto un anno abbiamo realizzato delle modifiche nel locale realizzando i bagni per poter avere poi il suolo pubblico, quindi sfruttare poi sulla scia dei lavori e della pedonalizzazione il maggior afflusso di clientela che ci sarebbe stato, e quindi abbiamo deciso di investire noi stessi in un periodo in cui forse era anche un po' da matti farlo, però ci abbiamo creduto e adesso diciamo che siamo contenti del rischio corso, dei sacrifici fatti, però dei risultati che stiamo ottenendo. Sogni nel cassetto di una giovane imprenditrice cagliaritana come te, che arriva da Serri e dice di aprire un locale qua in pieno centro a Cagliari. L'idea è quella di migliorarci sempre, quindi noi non ci fermiamo, continuiamo a proporre sempre, oltre che nuovi prodotti, anche nuove idee. Per esempio stiamo puntando molto sul senza glutine, quindi anche i nostri dolci adesso vengono preparati con farine senza glutine. Stiamo puntando anche sull'idea di fare un bar, e quindi sempre in questo locale per offrire anche le colazioni con i cappuccini, gli estratti di frutta e verdura, un prodotto fresco che chiunque si aspetta in un locale vegano, e quindi riuscire a dare un servizio completo dalla mattina fino alla sera. Questo speriamo di riuscire a farlo nei prossimi mesi. La crisi si fa sentire o si può comunque combattere anche con delle strategie commerciali, con delle innovazioni a questo punto? Non bisogna farsi spaventare dalla crisi, diciamo che la fiducia è quello che fa muovere le cose, quindi anche avere il coraggio di rischiare in un periodo, come ho detto prima, difficile, l'unico modo per non farsi trascinare appunto dalla crisi, quindi non farsi abbattere mai, anche con un po' di incoscienza forse, però provarci, perché tanto Ultima domanda, sinergia e armonia, possiamo anche dire serenità tra i tuoi colleghi, tra i locali vicini, che di fatto non ostacolano in questo caso il lavoro degli uni e degli altri? Siamo delle realtà tutte molto diverse, però tutte ben studiate, nel senso che anche Corso 12, la creperia qui a fianco, Taccas, sono tutti locali innanzitutto
pensati da ragazzi giovani, più o meno siamo tutti degli anni 80, noi che abbiamo aperto, e poi c'è un rapporto di solidarietà e ci si aiuta a vicenda. Io finisco il rotolo di carta, vado a chiederlo a loro e viceversa. Dalle piccole cose a quelle... Assolutamente c'è un clima molto, molto positivo e molto sinergico. Sì.